Finita la prima media, a 13 anni, ho cominciato a lavorare qui nei campi. Allora più vacche da latte che viticoltura, però sempre in questo ambito. Come vedi siamo sul cucuzzolo di una collina. Non c'era il modo di ampliarsi come produzione di latte, perché c'è bisogno di spazio, molto spazio, e dopo anche gli alimenti erano quelli che erano qui in collina. Allora abbiamo deciso di prendere la strada totalmente della viticoltura. Abbiamo ampliato un po' i vigneti, abbiamo ampliato la cantina e siamo andati avanti per questa strada. Adesso cosa vuoi? Adesso questo mondo di Prosecco ormai è diventata un'industria. Il Prosecco ha fatto salti da gigante. Comunque non solo Prosecco, noi abbiamo mantenuto anche queste vecchie varietà riscoperte e mantenute da generazioni. E grazie a degli amici, delle istituzioni, un po' grazie a tutti per questo, perché noi sì avevamo le piante autoctone secolari perché hanno oltrepassato i 100 anni. Però voglio dire che se fosse stato proprio da solo non sarei arrivato, perché c'è bisogno anche di altre strade per arrivare a iscrivere un vitigno. Perciò Veneto Agricoltura in primis, il nostro enologo Franco Dalla Rosa, asolano, appassionato dei vecchi vitigni anche lui, vice sindaco di Asolo, enologo, una grande persona, comunque appassionata proprio al vino. Grazie a queste persone siamo arrivati a salvare queste varietà di una volta. Io dico di una volta perché una volta il vino era formato da queste varietà, che sono le varietà a bacca bianca che negli anni 70 fino all'80 componevano il vino Prosecco, perché Glera penso che non c'era più del 60-70%. Il resto era questa bianchetta, la Perera, il Verdiso e la Marzemina bianca. Queste erano le varietà che andavano a formare il vino fino a quegli anni. Dopo un po' alla volta tutti quanti hanno estirpato tutti i vecchi vigneti e è diventata una viticoltura, vorrei dire, totalmente 100% di Glera. La nostra azienda ha potuto salvare questi vitigni, anche perché essendo coltivati in questi colli non è facile reimpiantare un vigneto, perché una volta i nostri avi piantavano i vigneti tutti con la vanga qui in collina e perciò uno era bravissimo se in una stagione era capace a fare 2 filari e tutto a mano a rompersi la schiena. E adesso invece si son girati a piantare in tutte le pianure, cosa vuoi, là è tutto un altro lavoro. Comunque dal mio punto di vista prima o poi dovremo inventarci qualcosa. Se vogliamo continuare a coltivare le viti in queste condizioni, il vino deve avere una differenza. Non può essere trattato tutto Prosecco come stanno facendo adesso.